Parla tifoso dell'Azzurra. Benvenuti nel nostro canale di notizie, dove vi portiamo le ultime informazioni sul glorioso club napoletano. Abbiamo notizie entusiasmanti da condividere con voi. In una partita emozionante, il Napoli ha vinto 3-1 contro l'Inter. E uno dei momenti clou della partita è stato Giovanni Di Lorenzo, autore di un bellissimo gol per la squadra allenata da Luciano Spalletti. Il coraggioso capitano azzurro, ancora una volta, ha dimostrato la sua importanza in campo ed è stato uno dei migliori in campo. Dopo la partita, Di Lorenzo ha rilasciato un'intervista al Dan e ha parlato del suo gol straordinario. Il mio super gol. Ho trovato spazio, ho deciso di tirare e ha funzionato. È stato un gol bellissimo e importante, soprattutto dopo che abbiamo subito il pareggio. Io sono contento del risultato e del mio contributo alla vittoria. Il capitano del Napoli ha ricordato anche l'abbraccio che ha dato a Spalletti dopo il gol. Il mister è molto importante per tutti noi. Mi piace festeggiare con i miei compagni e lo staff tecnico. Avevamo parlato dell'importanza di battere l'Inter, l'unica squadra che non eravamo ancora riusciti a battere, e lo volevamo davvero. E alla domanda sul suo futuro, Di Lorenzo è stato categorico: sto facendo molto bene qui, va da sé. Sono grato di essere il capitano del Napoli, una decisione presa da Spalletti a inizio stagione. Io sono impegnato con il club e pronto a continuare a fare del mio meglio. Queste parole di Lorenzo dimostrano l'amore e la dedizione che ha per il Napoli. Le sue prestazioni in campo e il suo ruolo di capitano dimostrano la sua importanza per la squadra. I fan possono essere incoraggiati dalla tua dichiarazione che stai bene e sei impegnato con il club. Continueremo a seguire da vicino le notizie e gli aggiornamenti del Napoli. Complimenti alla squadra per il risultato contro l'Inter e continueremo a tifare e sostenere la nostra squadra in ogni partita. E con questo concludiamo l'ennesimo video ricco di entusiasmanti notizie sul Napoli. Non dimenticare di mettere mi piace, iscriverti al nostro canale e condividere con altri tifosi napoletani. Forza Napoli! E tu, tifoso napoletano, cosa ne pensi di questo bel risultato contro l'Inter? Lascia il tuo commento qui sotto. Chi si è distinto per te in quella partita? Restiamo in attesa della vostra risposta. Forza Napoli sempre!